Beh, intanto un saluto di Parfurlan, perché dopo i cambi registro linguistic per l'ospite che viene. E un saluto di tutti, us do il benvenuto per quest'ultimo incontri di infile e non dispiace di essere arrivati insomma, perché vi fatto una serie di incontri, di appuntamenti che sono stati un'evore interessanti e di questi già ringrazio subito anche il professor Angelo Floramo. Dunque l'appuntamento di voi è intitolato A Sorelli Crevat, che è un po' intraducibile in italiano, dovremmo dire a sole spezzato, a sole spezzato. E gioca sul fatto che in italiano, che in friulano l'est è a Sorelli Jevat, al sole alzato, l'ovest è a Sorelli a Mont, no? E il Jevat gioca con il Crevat in questo caso, che poi può fare riferimento anche ai tre soli che si vedono in quella valle di cui si racconta nel romanzo Rombo e che fa parte un po' dei segni premonitori, no, di una catastrofe. Oggi parleremo sia della creazione letteraria con la sua capacità di captare il senso di un evento come è stato il terremoto friulano e non solo, e d'altra parte andremo anche su una prospettiva di carattere storico legata alla memoria così come documentata dei terremoti. A dire la verità, di romanzi sul terremoto friulano ce ne sono altri, perché nel 1986 Bruna Sibille Sizia aveva fatto un lavoro intitolato Un cane da catena, che poi è stato rieditato proprio quest'anno con la prefazione di Martina Del Piccolo, che insieme a Fabiano Fantini nel primo incontro di Infile hanno fatto proprio un recital, una lettura scenica ispirata proprio al romanzo Rombo. E poi è stato pubblicato un romanzo postumo di Carlo Sgorlon intitolato L'isola di Brendano, che lui sembra avesse sistemato proprio prima della sua morte. Per quanto riguarda Sgorlon mi piacerebbe anche ricordare che proprio qui in questa vecchia stalla e nella rassegna Infile agli inizi del 2000 avevamo dato incarico a un grande interprete del teatro italiano, a Marco Baliani, no, regista e attore molto, molto bravo, l'incarico di fare proprio la lettura di due romanzi di Sgorlon fra i molti che lui ha dedicato anche proprio alle vicende del Friuli. Una è La conchiglia di Anatai, la storia dei friulani nella costruzione della Transiberiana, e l'altra la storia, il dramma, la tragedia di un popolo, quello cosacco, invasore in Friuli e a sua volta giocato e imbrogliato nelle trame, no? E negli interessi internazionali. E dunque veniamo a Rombo a questo libro che è uscito nel 2022, è stato tradotto in italiano nel 2023 e la versione curata del Piccolo Fantini era in friulano. Esther Kinski è considerata una delle scrittrici più importanti e più originali del panorama letterario tedesco, ha avuto molti premi, molti riconoscimenti, oltre che scrittrice è anche traduttrice e poetessa. E mi pare che questa caratteristica, non del poeta che è tale perché scrive poesie e basta, mi pare che dicono che in Italia ci sono più scrittori di poesie che lettori dei libri di poesie. No, e invece qui parlo di una poetessa nel senso di chi ha un'anima poetica che filtra un po' tutto il filo narrativo, che è molto complesso in questo romanzo, con uno sguardo che non è vedere, capacità di captare, di indagare, di condividere, con uno sguardo molto acuto, molto attento, molto partecipe sulla condizione umana, che in questo caso è in una certa valle del Friuli che è facile riconoscere, ma che diventa anche
metafora di tutte le valli e di tutte le tragedie che interessano la condizione umana. Il romanzo ha una forma di mosaico in cui si incrociano tanti elementi, tanti piani, da quello antropologico a quello importante, fondamentale della memoria, dei ricordi attraverso le testimonianze, c'è la zoologia, la botanica, c'è la tettonica, la geologia, c'è la geografia, c'è una complessità di elementi che fanno una cosa, che fanno di quest'opera una cosa veramente straordinaria. Ma non vi faccio perdere più tempo, perché dopo sentiremo naturalmente anche il professor Floramo. Io chiederei subito a Esther Kinsky, intanto lei com'è approdata in Friuli? In che maniera ha avuto modo di conoscere questa terra? Allora, buonasera. Io parlo l'italiano non perfettamente, ma proverò di spiegare. Allora, io sono arrivata qui, infatti, piuttosto per caso, perché cercando i luoghi di Pasolini mi è piaciuta questa zona. All'epoca, 8 anni fa, io cercavo una casa in campagna, facile da andare a Vienna, dove abito, dove sono i miei. Quindi sì, il Friuli mi è piaciuto, era vicino a questi posti che mi interessavano e anche, oltre di essere piuttosto vicino all'Austria, a Vienna, è vicino a diversi confini e queste zone di confine mi interessano molto. Quindi sì, all'inizio era una decisione molto spontanea perché pensavo sì, tra la montagna e il mare ci sono tante cose interessanti e dopo solo dopo ho trovato quanto si può scoprire qui, quante lingue, quante leggende, quante voci ci sono. E soprattutto all'inizio questo era anche per caso perché c'erano 2 artigiani della Valresia che lavoravano da me, io non parlavo niente di italiano ma parlo russo e polacco, quindi potevamo comunicare. E loro mi hanno invitata e fatto vedere la zona dove abitavano e quindi sì, così comincia un'idea, diciamo. Ma anche durante questi primi anni ho scoperto che questo tema del terremoto, i ricordi, la memoria, è molto molto viva e attiva tra la gente. Quando tante conversazioni finivano con questo tema del terremoto, ricordi condivisi, ricordi individuali. E questo, come diciamo all'inizio, per me era come non solo come una testimonianza viva, sempre riattivata per la conversazione, però anche come una certa dinamica, ritrovarsi nella memoria condivisa e dopo staccarsi da nuovo e ognuna aveva la propria memoria che era molto diversa dall'altra. E questo è diciamo magari una dinamica poetica che mi interessava molto. Sì. La struttura? Prego. Grazie. Sì, la struttura del romanzo è abbastanza complessa perché dicevo che combina, fonde diversi generi, direi anche letterari, diversi aspetti. Come ha pensato questa struttura?
La struttura, questo è sempre molto difficile da spiegare dopo. Però scrivendo è sempre una, come dirlo, è un movimento che si nasce e dopo si sviluppa da se stesso. Però con Rombo era una cosa molto particolare perché io avevo ascoltato tantissime persone e dappertutto dove sono andata ho cercato a parlare del terremoto e fare appunti. E non sapevo ancora come andare avanti, sapevo già, anche il titolo esisteva già del libro, però non aveva ancora un progetto fisso. Avevo questa idea di diverse voci, ma non sapevo se vorrei fare parzialmente un tipo documentario con narrazioni. Ma a questo punto cominciava il lockdown, quindi io sono rimasta a casa da sola, senza poter muovermi, parlare solo ai vicini di casa. E, sì, così devo dire che io ero molto fortunata perché tramite un'amica che aveva il permesso di andare in macchina e professoressa. Lei è amica con, come si chiama l'etnologo? Gri, sì. E tramite lei, senza conoscere Giampaolo Gri, io ho ricevuto tanti libri sulla Valresia. È anche molto interessante, io non sapevo mai che esistono queste croniche scritte per persone piuttosto private, ma loro hanno fatto appunti di tutti gli eventi piccolini di un decennio, di 10 anni, sono sempre decenni, di un decennio, sì. Quindi questo era davvero un materiale incredibile, molto più di ogni conversazione poteva darmi. Quindi a base di questo materiale e gli appunti che avevo fatto ho deciso di cominciare e abbastanza veloce ho avuto nella mente questi 7 voci, 7 persone di età diversa, 3 giovani, 4 donne, 3 uomini, sì. Sì, persone che avevano età diverse al momento del terremoto. Lei introduce il libro dicendo che quest'opera, questo romanzo è frutto di invenzione, nel senso che le somiglianze con i personaggi reali sarebbero puramente casuali. Sì. Io leggendo il romanzo però avevo l'impressione che queste testimonianze, che sono una parte significativa dell'opera, però lei li abbia raccolte anche attraverso i racconti orali, anche attraverso la voce dei protagonisti e degli abitanti di questa vallata, o no? No, le leggende erano solo dei libri. Nessuno mi aveva mai parlato di questo, ma immaginavo, come si ne parla. Sì, no, mi riferivo proprio ai racconti legati al momento del terremoto, terremoto del 6 maggio e poi anche a tutto quello che succede nei mesi successivi, sì, ma fino al sì, secondo terremoto di metà settembre. Ma questo è tracciato di tanti diversi racconti di persone, anche della Valresia, ma anche di altri posti. Sì. Ecco, per quanto riguarda il titolo, io tento di leggere un paio di righe. In seguito tutti parleranno del rumore, del rombo con cui è iniziato, con cui tutto è cambiato, come dicono, in un colpo solo, anche se forse era piuttosto una spinta, come la conclusione sorda e smorzata di un movimento cominciato molto lontano.
Quel rumore si è iscritto nella memoria di ciascuno sotto nomi diversi: sibilo, ronzio, brontolio, sussurro, tuono, strepito, fruscio, stridore, borbottio, fischio, rimbombo, boato e così via, ma sempre cupo. Anche quelli che lo chiamano fischio insistono nel dire che era un fischio cupo. Nessuno l'ha avvertito come stridolo, squillante e limpido. Nessuno mette in dubbio che salisse dalla profondità della terra e non rotolasse giù dalle pareti della montagna, anche se è stato seguito da una sorta di prolungato fragore, non appena la massa rocciosa della montagna, a più riprese in quella prima sera, si è staccata per effetto delle scosse ed è precipitata a valle. E mi pare una descrizione straordinaria di questo, no? Del rombo, che mi pare poi lei ha, come parola, lei ha trovato in qualche parte, in qualche bancarella, mi pare. No, allora, questo è anche grazie alla traduttrice, bisogna dire che lei è molto brava, l'originale è in tedesco, quindi sì, ho usato le parole che sono disponibili, diciamo, sì. Sì, sì. E questa tragedia è anticipata da tutta una serie di segni premonitori, da una specie di presentimento che interessa gli uomini, le donne, tutti, ma anche gli animali e la natura. Sì, ma questo è, mi chiedono sempre in ogni presentazione, ma infatti si tratta di di presentimenti retrospettivi e mi interessa che la gente prova dopo di ricostruire un tipo di presentimento, perché nessuno non sapeva, ma per me è una dinamica magari molto umana che si cerca a attivare i ricordi prima del terremoto per essere preparata per la prossima volta. Però questi presentimenti sono costruiti dopo, diciamo, sì? E questo era per me molto interessante, che anche tanti anni dopo il terremoto tutti ne parlano ancora, come i cani abbaiavano, la luce, il C'è una caldo. giornata calda, afosa, Sì. Ma, il cielo giallo e i tre soli anche. sì, ma questo è per me interessante come un fenomeno umano, diciamo, sì, che dopo l'evento trovare delle tracce retrospettivamente che possono aiutarci a prepararsi per il futuro. Beh, il filo rosso di questo romanzo è la memoria, attraverso i ricordi delle persone. Ecco, dal suo punto di vista, cos'è un ricordo e quanto è importante? Penso che la memoria, come già Dante scriveva, è la forza che spinge tutto, e non sarebbe nessun'arte senza la memoria. Ma la memoria ci fa umani, direi. È molto importante. Sì, tutte culture del mondo hanno in un certo modo una cultura di memoria per non dimenticare le persone, anche per imparare della memoria e dei ricordi. Ma la memoria come attività è anche un grande mistero, come funziona. Solo magari 30 anni, 35 anni fa era un grande passo nella neurologia di identificare il modo di
allocare, si può dire certi ricordi a certe parti del cervello. E questo è anche una ricerca molto fisiologica, ma lo stesso nessuno non sa fino a oggi come funziona la memoria. Sappiamo molto più, però penso che anche 100 anni fa una persona molto consapevole già faceva caso che il ricordo cambia ogni volta quando quando riemerge, diciamo, un suono, un'impressione sensoria che hai nel momento del ricordo si imprima si imprima su questo ricordo. Quindi la prossima volta quando ci ricordiamo della stessa cosa c'è un nuovo elemento e questo sviluppo, diciamo, della memoria e dei ricordi mi interessa molto, come si cambia, e questo anche già appena parlando l'italiano ho fatto caso come questi ricordi comuni, condivisi, sì, sono trattati un po' come creature viventi, e questo è un fenomeno che mi interessava sempre, la memoria, come si ricorda la gente. Sì, beh, e questi ricordi alle volte anche si ripetono, si riattualizzano in forme anche abbastanza serie, come ad esempio nel caso di questa signora che dice: a volte la notte mi sveglio sentendo come della polvere in bocca, quel sapore di malta sbriciolata e calce. Adesso soffoco, penso, sono sepolta sotto le macerie e sto per soffocare. Nel naso e in bocca c'è ancora quel ricordo, come un marchio, e non so mai quando può risvegliarsi. Qualcosa che lo risveglia comunque c'è, a volte nel sonno, a volte nel bel mezzo della giornata, all'improvviso, al lavoro, mentre guardo la televisione. Ma poi passa e io non soffoco. A questo punto farei entrare anche Angelo Floramo, no? Su questo libro che ha una forma di mosaico, come abbiamo detto, no? Studiato in 7 stanze o capitoli, con una complessità che poi è stata riconosciuta anche, no, da giuria internazionale dello Strega Europeo, dove il libro è arrivato finalista. Beh, Esther Kinsky, come avete potuto percepire, e come coloro che la amano per aver letto le sue opere conoscono e sanno bene, è proprio una geologa della memoria, e la strutturazione del romanzo, che io ho amato moltissimo, poi lo abbiamo anche presentato in diverse occasioni assieme, è quasi la metafora stessa di un contesto in cui uomini, piante, case, terra, memoria, ancestralità, mito, narrazione riescono a interagire assieme come se fossero una materia viva, creando delle crepe molto forti, ed è proprio all'interno delle crepe che Esther riesce a modulare il suo canto, che lo diceva Federico prima, è davvero un canto talmente poetico da diventare quasi mitico, ma non rinuncia mai all'attenzione dell'umano, cioè al confronto con gli individui che si incontrano nella vita e che poi intrecciano parte di quella che poi diventerà anche la nostra esistenza. A me ha colpito moltissimo, oltre alla strutturazione del libro, proprio questa onestà intellettuale, che è antichissima, nel non voler mai decidere che cosa sia più importante, se la geologia profonda, se il ricordo dei nostri antenati, se la natura, che è bellissima e splendida anche nel momento in cui la tragedia si fa potente,
oppure la nostra finitudine, la nostra dimensione di esseri umani che prima o poi finiremo, ma continuiamo a vivere proprio attraverso la memoria. Questo è l'elemento, credo, potentissimo della tua narrazione, della tua capacità di racconto, che è un po' a metà strada tra il resoconto, il dossier, la raccolta etnografica, la percezione e, se mi permetti, magari ti chiederei se è possibile una riflessione anche su questo, il grande tributo ad una terra di cui ormai tu fai parte, perché sei friulana, di fatto, sei diventata friulana, no? Ti senti parte anche di questo, sei tante cose come lo siamo noi, ma sei anche friulana. E quindi questo libro è un grande tributo alla terra nella quale tu hai cominciato a disperdere i tuoi semi e a far fiorire le tue gemme. No, grazie, sono un grande onore. Sì, ma magari io non ho mai pensato di essere friulana, ma penso che sì, questo processo di imparare tanto su una zona abbastanza piccola e anche parlando con tanta gente, sì, magari mi ha avvicinata tanto a un modo di, non so, pensare, vivere, ma io penso che la natura di questo modo di narrazione è il mosaico. E il mosaico è per me un'arte, era una grande rivelazione. Infatti io l'ho scoperto magari 11 anni fa a Ravenna, quando ho anche letto tanto su questa arte. Perché ci sono tanti pezzi piccolini e un pezzo d'oro o di una pietra molto preziosa può essere a fianco di un pezzo di vetro e ma l'ordine è creato per l'artista che vede come questi piccoli pezzi funzionano l'uno accanto all'altro e questo è per me magari la cosa più importante nell'arte che si può fare, creare non solo un effetto è sempre solo la superficie, ma una verità della vita che l'una cosa non può mai esistere senza l'altra. Questo è molto bello ed è anche molto profondo. E ho un'ulteriore suggestione, poi ripasso la palla a Federico, sull'importanza dei paesaggi. È come se nella tua narrazione il paesaggio quasi si smaterializzasse come paesaggio reale e diventa molto più importante il paesaggio interiore. I veri maestri insegnano, vuol dire che segnano dentro, no? Creano dei segni dentro le cose. Il terremoto purtroppo per noi friulani è stato un maestro perché ci ha segnato dentro, ha creato delle crepe. Le crepe sono delle ferite che poi prima o poi si rimarginano, ma rimangono un poco come le rughe che sono dei ricordi. Ogni ruga è associata ad un momento della nostra vita. Ricordare in latino vuol dire mandare a cuore. To record in inglese vuol dire proprio registrare. Allora ecco, io credo che il tuo libro sia una perfetta registrazione, cioè un insegnare dentro e un ripercorrere le rughe del paesaggio anche nel momento in cui diventano crepe e si trasformano in canto, in narrazione, in presa di coscienza delle cose. Per cui la tua urgenza, la tua necessità di raccontare è proprio quella di registrare in qualche maniera. Sì, allora io penso che per me sempre i paesaggi sono molto importanti perché io cerco le tracce. Nell'inglese e tedesco, infatti ho scritto 2 saggi che sono appena usciti in italiano su questo fenomeno. Si parla
delle superfici perturbate. E questo mi interessava sempre perché le superfici perturbate possono essere un paesaggio, ma possono essere anche il viso umano, anche il cervello con i ricordi, con tutte le rughe, crepe dentro, sì. Quindi la perturbazione e il movimento davanti, infatti, senza ferite non c'è canto e senza perturbazioni non c'è movimento. Ma bisogna leggere queste tracce e perturbazioni. Sono dappertutto la storia umana, e non mi interessa la grande storia politica, però la storia umana popolare. Hanno lasciato le tracce dappertutto e ogni individuo conta in questo, ogni individuo. Non c'entra se è una persona indigena o una persona straniera. E penso che il rispetto per l'individuo e per le tracce che lascia ogni individuo del mondo, questo è magari il mio approccio. Sì. Sì, e in effetti credo che la sfida per un artista e per uno scrittore sia anche quella di riuscire a creare un finale adatto, che dia senso anche a tutto il resto. E in effetti queste tracce, questi segni sono protagonisti proprio nelle ultime pagine che lei ha dedicato al Duomo di Venzone. Sì, ma questo infatti è una parte della storia di questo libro. Questo era il primo testo che ho scritto, che finalmente fa la fine del libro. E quando ho visto questi affreschi rimasti al Duomo di Venzone, ero molto molto commossa, sì, perché io sapevo dalla collaborazione con un artista che questi sono i segni dei pellegrini, e pochissimi lo sanno. E i pellegrini facevano queste segnature, tantissimi non erano capaci di scrivere, erano solo piccoli segni che loro sono stati lì. E questo è rimasto, l'affresco che era l'attrazione principale per i pellegrini è distrutto completamente, però questi piccoli segni, tracce di tantissima gente che sono passati, sono al posto dell'affresco principale. Sì, e questo era per me come un segno che devo fare qualcosa con... Sì, questo posto, questo fenomeno e la storia che è dietro. Bene, grazie a Esther, perché adesso cambiamo registro. Grazie. Dopo metteremo il microfono a disposizione di chi vuole intervenire. A proposito di microfono, il 9 maggio del 76, quindi qualche giorno dopo, Giorgio Bocca, grande giornalista, ha fatto un famoso articolo intitolato I microfoni ai friulani, dove lui ha criticato in maniera pesante tutto il sistema di informazione inadeguato a dar conto e a raccontare in maniera autorevole quello che succedeva, ma anche quello che le persone vivevano. Per quanto riguarda proprio quello che dirà adesso Angelo Floramo riguardo a un excursus dei terremoti in Friuli, ma di come i friulani hanno poi reagito sempre ai terremoti e come sono saltati fuori. Giorgio Bocca concludeva il suo articolo dicendo: ci sarebbe semmai una sola osservazione da fare di fronte al comportamento
severo e dignitoso dei friulani. Ma questi poi sono davvero italiani? Punto di domanda. La vexata question, sì. Si collega a quello che dirai tu. Sì, si collega molto bene, buone sere a tutti, anche per Furlan ovviamente. E ho veduto dal volantin che sono stato definito un suris di biblioteca, ma probabilmente vista la stazza una pantiana, quindi una pantegana di biblioteca, più che un topo di biblioteca. Anch'io parlerò di segni, però sono quei segni e sono quei ricordi che rimangono dentro i nostri archivi. Gli archivi della nostra memoria, che sono ricchi di vita, sembrano carte polverose, sembrano pergamene soltanto dedicate a studiosi come Alessio Persic, che è lassù in piedi. C'è anche una sedia vuota se volesse sedersi, alla di Cressi come me. Ed è incredibile, davvero incredibile, come quando voi aprite un faldone che è del 1200 oppure del 1300, quelle parole diventano volti, facce, odori, profumi, grida, bestemmie, perché sono le registrazioni di cui noi non avremmo contezza se non ci fossero quei documenti d'archivio. Allora, in maniera molto, molto veloce, vi ho preparato una carrellata di quelli che sono stati i terremoti censiti e raccontati nel corso della storia, e sono presenti non solo nei nostri archivi, nelle cronache parrocchiali, nei catapani delle parrocchie o delle pievi, cioè in quei libri d'anima in cui i pievani andavano ad annotare gli eventi peculiari, anche specifici, avvenuti anno per anno, ma proprio anche nella narrazione collettiva, perché poi dal faldone sono passati a diventare la memoria nostra, anche la memoria presente. È impressionante il numero di terremoti, il numero e la quantità di terremoti che hanno sconvolto il Friuli. Il più antico di cui abbiamo memoria è del 998, quindi siamo 2 anni prima dell'anno 1000. Ci viene restituito dalle glosse di un manoscritto contenuto nell'abbazia di Rosazzo, di Corno di Rosazzo, quindi un'abbazia benedettina molto importante, e ci dice che fu un terremoto spaventoso perché eravamo vicini all'anno 1000, alla scadenza del 1000 e non più 1000. Era la fine del mondo, era il tempo in cui l'Apocalisse avrebbe rappresentato se stessa, il libro della Rivelazione, attraverso l'immagine spaventosa della fine del mondo, e viene glossato, e viene raccontato proprio così, come se stessimo assistendo ai segni dell'Apocalisse. L'Istria, Venezia, tutto il canale di Tolmino vennero completamente rasi al suolo, tutte le comunità vennero distrutte e sgretolate. Ma, lo diceva già Federico, ci interessa più capire qual è stata la risposta corale, la risposta delle popolazioni al terremoto. Quella è stata un'occasione splendida, straordinaria. Patriarca di Aquileia in quell'anno era Giovanni IV, che fu patriarca fino al 1019, seguito da Popone di Treffen, e insieme, di fatto, prima l'uno e poi l'altro, riprogettarono il Friuli. Una cosa che diceva prima Esther è bellissima, no? La memoria come progetto, come gettare davanti qualche cosa, non arrendersi, non pensare che sia tutto finito. La memoria non riguarda il passato, riguarda il futuro. Sembra quasi una cosa strana e curiosa, ma è così. Quello che noi ricordiamo è perché lo progettiamo, vuol dire proprio così, gettarlo avanti per riuscire a diventare migliori, per fare tesoro di quello che c'è successo e ricostruire, non costruire dal nulla, ricostruire, non perdere quello che c'è stato. E in effetti la Basilica di Aquileia, come noi oggi la conosciamo, nasce proprio da quel terremoto sostanzialmente, cioè da quell'evento che avrebbe dovuto cancellare e che invece è diventato un progetto interessante ed importante. Quindi l'immagine splendida di pietra e di sassi, il campanile popponiano, è proprio il risultato, è la risposta a quel terremoto. 3 gennaio del 1117, un terremoto ancora più grande. Questo è ancora più dettagliato, è ancora più descritto. Parte da Augusta in Germania, arriva l'onda sismica, travolge la Carenzia, Aquileia, Verona, Milano. C'è un'onda impressionante che si alza nella laguna di Marano, c'è un terremoto che diventa un maremoto. La descrizione è davvero spaventosa, dice che questa onda si alza e travolge tutte le comunità rivierasche, inghiottendo nella profondità del mare
l'anima e la vita di coloro che vivevano sulla costa. A Venezia c'è una polvere di zolfo che prende fuoco nell'aria, e proprio sono elementi apocalittici, e si vede il demonio galoppare sulle sue ali nere nei cieli di Venezia, una pioggia di sangue e nubi di fuoco. Gemona viene distrutta, il castello di Gemona crolla. Gemona, vedremo, sarà la grande protagonista purtroppo di tutti questi terremoti. E lo stesso Cividale avrà di che soffrire pesantemente. Cividale, che tra l'altro è anche sede patriarcale. Come risponde il patriarca di allora, Vodalrico I di Eppenstein? Risponde in una maniera splendida. Dice: va bene, c'è stata questa cosa enorme che ha colpito la terra del Friuli, che è già patria del Friuli nel 1117, ma ha colpito anche i territori della Carinzia, della Germania. Non possiamo chiuderci in noi stessi, dobbiamo creare una rete di monasteri, una rete di abbazie benedettine. Ossiach, Sittich, il capitolo stesso di Cividale, Moggio, la grande badia di Moggio, con qualche cosa che rimbalza fin qui a Villa Caccia, perché si va a ripescare il testamento di Caccellino, che ha a che vedere con la villa Caccellini, che è proprio, esatto, è proprio questo, no? Noi siamo in realtà in una stalla in cui raccontiamo questa storia, in una terra che in qualche maniera è la risposta anche al terremoto, no? Di questo duca che decide di donare all'ordine di Benedetto il territorio in cui costruire una grande badia, una grande abbazia benedettina, che per secoli ha conservato i manoscritti dei discanti aquileiesi, della memoria, tra l'altro, della liturgia aquileiese. È bella come risposta, perché la rete benedettina era anche una rete di solidarietà, una rete di accoglienza. Circolavano gli esseri umani, i pellegrini, ma circolavano anche i monaci, i libri, circolavano le idee, gli accenti, le lingue, utilizzando chiaramente il latino come lingua veicolare. Vado veloce perché la mia è proprio soltanto una carrellata. 1222 gli storici immaginano che la scossa sia stata dell'8° grado della scala Richter, quindi altamente distruttivo, oltre che potente, potentissimo, e avviene la notte di Natale. Un bel regalo viene portato al Friuli. All'epoca è patriarca un grande, Berthold von Andechs, il quale vedendo che il palazzo patriarcale di Udine precipita e si sgretola anche il tempietto longobardo, grande memoria anche, diceva prima Esther, no? Le memorie sedimentate, come la geologia, la memoria, come la geologia è fatta di falle tettoniche, decide che è il caso di andare a vedere che cosa c'era sotto. Bella questa cosa. Ti crolla il palazzo patriarcale, si sgretola il tempietto longobardo e vai a vedere che cosa c'era sotto. È come se ogni crisi, il nome vuol dire proprio quello, fosse un'opportunità per capire chi sei. E poi la furbata, si scopre una reliquia. Si scopre una reliquia prodigiosa e portentosa sotto il tempietto longobardo e si immagina di utilizzarla per richiamare i pellegrini. Cosa straordinaria, ubicunque Deus trinus, sed in romana ecclesia est quatrinus, diceva Martin Lutero. Per cui la reliquia diventa attrattiva e tutti, grazie, grazie, mi dispiace ve lo disturbare, la sinlupo sa partiere, e pellegrini che arrivano da tutta Europa, lasciando l'obolo del pellegrino, che servirà non solo per ricostruire il tempietto longobardo, ma anche per il ciclo di affreschi che ancora oggi noi possiamo ammirare, che sono figli di quel terremoto. E poi una cosa curiosa, il patriarca dice, vabbè, il palazzo è caduto, cerchiamone un altro. Si gira un po' a guardare, me lo immagino, le mappe e la cartografia, vede un piccolo borgo sperduto a metà del Friuli, prima della grande cerchia collinare, un borgo di 1000 abitanti, poco più, una bella collina, e dice quasi quasi mi trasferisco in collina, e decreta la rinascita di Udine. Quel piccolo borgo di 1000 anime, di solo 1000 anime, diventerà poi quello che Udine è stato, e ancora unendo santi e fanti, che è bella tradizione italica, immagina di costruire un'enorme piazza del mercato che diventerà
Marchiavieri, in cui ci sarà una sorta di duty free, oggi lo possiamo chiamare così, i mercanti che vengono a Udine non pagano le tasse. E quindi avete i pellegrini che arrivano a Cividale a pregare e i mercanti che arrivano a mercato a Udine non pagano le tasse, bancarelle, merci, danari, quindi ricchezza sostanziale, il territorio rinasce. Fede e quattrini, danaro e prospettiva, insomma è una bella maniera per riuscire a rispondere, ed è in quell'occasione lì che i monaci del capitolo di Santo Dorico, che non esiste più, San Dorì, verranno chiamati in città, a Udine, per cominciare a ricostruire, anzi a edificare la struttura, l'architettura del Duomo di Udine come noi oggi la vediamo, con tanto di torre, con tanto di facciata. Altro terremoto, anzi tre in un anno, dal 1278 al 1279, aprile del 78, 25 gennaio del 79, aprile del 79, uno peggiore dell'altro. Negli Annales Foro-Julienses, una raccolta interessantissima per gli storici, si racconta che nella festa di San Giorgio, nel 1279, nell'ora in cui i monaci cantano il mattutino, quindi ad ore di Madins sostanzialmente, ci fu un terremoto talmente pesante che ne ebbe a soffrire in maniera molto forte la basilica di Aquileia. E qui c'è un riferimento che è quasi commovente, perché nel Catapan di Cividale si racconta che un tale Narducius de Cavallicco, che tradusut par Furlan al vorrei Nardim di Cavallicco non è tanto lontano da noi, vende 5 dei suoi campi, per cui era anche un possidente, era uno che stava bene, li vende alla chiesa di San Leonardo per avere abbastanza denaro da ridistribuire alla comunità affinché ciascuno potesse in qualche maniera mettere mano alla sua casa. È bellissimo, bellissimo. Non occorre scomodare Karl Marx per dire che la proprietà privata è un furto e che è necessario, se tu hai di più, dare agli altri. Nardin di Chiavalì lo fa. E questo è un po' antesignano di quello che è avvenuto anche nel 76, no? Cioè il fatto che tu ti renda conto che non sono io al posto di Dio, ma sono io. Qui là, il terremoto. E nessun io è così potente, così importante da non doversi rapportare con un noi. Che cos'è un io senza noi? È niente. È un egoismo sfrenato che non ha significato, è trampismo. Scusate, sono di parte. No, ovviamente l'applauso. Voglio sperare che l'applauso sia per Narducius de Cavallicco, ovviamente. E in tutto questo il patriarca Raimondo della Torre scappa. Che bella differenza tra le classi sociali egemoni e invece coloro che vivono sulla terra. Raimondo della Torre torna a Milano e si disinteressa del suo gregge. C'era un papa il cui nome era così bello, si chiamava Francesco, che diceva che il pastore deve conoscere l'odore delle sue pecore, se no è ben poco pastore. 1301, altro colpo all'alba, a Cividale si uniscono le cose, in Friul non si fa in mantianie, i mettin sempre d'oglie, quindi non solo il terremoto, ma una grandinata assieme al terremoto, e le cronache dicono con chicchi di grandine grandi come uova di gallina, mica poco, no? È veramente spaventoso. E poi arriviamo a uno degli anni orribili, l'annus horribilis del 1348, 25 gennaio, qua anche chiantavi i diespui, c'è scritto, no? Arriva il terremoto, forse sarebbe miglior pregare un tic di mancol, perché ogni volta che si prega succede qualcosa, no? Cioè, pregano il Madins e arriva il terremoto, pregano i diespui e arriva il terremoto, forse il Signore ha la voglia di dormire e si rabbia. La cosa, scusate l'improntitudine, la cosa e l'esperimento che vorrei fare con voi adesso, e mi perdonerete perché è davvero incongruo e ci vuole poco rispetto non solo per se stessi ma per le persone che stanno davanti. Si dice questo, che il terremoto durò, quel terremoto avvenuto il 25 di gennaio all'ora dei Vespri, durò come 3 Pater e 3 Ave Marie ripetute una dietro l'altra. Allora io adesso faccio un esperimento con voi, perché è davvero interessante. Provate a pensare di viverlo
come se fosse il terremoto. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et demitte debita nostra, sicut et nos demittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in terra, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et demitte debita nostra, sicut et nos demittimus debitoribus nostris, ne nos inducas in tentazione, sed delibera nos a male. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora nostre mortis. Amen. È terribile, è spaventoso. È come se si dovrei ripeterlo per 3 volte, ma ve lo risparmio. È come se tu attraverso la preghiera sentissi il suono del terremoto, quel ripetuto nomen tuum, regnum tuum, tuum, terra, nostrum, sancta, mater, peccatoribus, e poi l'amen finale, è la morte che sopraggiunge, e l'invocazione di quel Dio indurmidit che è stato evocato qualche giorno fa anche qui ai Colonos, quel Jesus che non è parte soltanto dell'Ave Maria, ma che è uscito chissà in quante voci e in quante forme dalle macerie. Jesus Maria, Jesus Mari, Mari me, è spaventoso. Il Villani, grande narratore, studiato in tutte le salse, anche nella scuola, ci racconta questo terremoto. Ci dice che la porta settentrionale di Sacile venne distrutta, a Udine sono io che faccio probabilmente. Possiamo fare... Ah, ok, grazie. Abbiamo fatto lo stias troppo grande prima forse. A Udine cade il palazzo patriarcale, a San Daniele cade il castello, a Ragogna cadono due torri fino nel tagliamento, Gemona, il campanile si spacca in 2, San Cristoforo di Gemona si spacca in 2, e poi paesi scompaiono del tutto, che non conosciamo più, Lemborg, Dorenstein, Destrafit, una strada intera viene soffocata dentro il cuore di una grande montagna, dice così Sacchetti. Eppure in quell'occasione lì, visto che poi non ci facciamo mancare niente, poi si aggiunge anche la peste nera, cioè arriva anche la peste nera, tra l'altro. E in quell'occasione lì il patriarca, che è Bertrando da Saint-Genèse, che vivrà ancora 2 anni, sapete bene che poi muore nel 1350 in un omicidio politico spaventoso, pensa bene a 2 anni prima della sua morte, il vegliardo, di far fiorire in Friuli il gotico. Chiama Vitale da Bologna, che già lavorava per lui da qualche decennio, e imprime al Friuli la bellezza del gotico fiorito. Lo trovate da Santa Maria in Silvis fino ad arrivare a Venzone, agli affreschi di Venzone, in una meraviglia post-giottesca in cui più che il divino è l'umano che vi parla dagli affreschi. C'è un particolare in Santa Maria in Silvis in cui c'è la Maria Maddalena, andate a vederlo, è bellissimo. C'è la Maria Maddalena con i suoi capelli rossi, che si trova in una posizione orante, e a lei il Signor che la cuche di daur di une colonne, come per dire c'è biele frutte, c'è biele. Mettendo insieme, no, tutta anche la tradizione dei Vangeli apocrifi, che forse immaginavano che ci fosse un amore intenso tra Gesù e la Maria Maddalena. E non pago di questo, il patriarca dà impulso alle pievi. Le pievi carniche hanno una seconda vita, ne nascono tante altre. Non sono più le pievi dell'inizio, no, della storia del cristianesimo, Alessio, sono pievi del XIV secolo che riscoprono molto più del castello, molto di più dell'elemento turrito e del controllo del territorio, il concetto di plebs, che vuol dire popolo, pueblo.
il luogo in cui la comunità dei credenti, attraverso delle consultazioni popolari, produce il nome del plebanus, che rappresenta la plebs, il luogo in cui si riceve il battesimo e l'estrema unzione, in cui i sacramenti diventano il tempo stesso della vita. Il vecchio patriarca avrebbe voluto in quell'occasione anche inaugurare una straordinaria arca per i santi. Ermacora Fortunato non lo sapeva, sarebbe diventata la sua tomba in verità, è quella che si trova ancora oggi nel Museo Diocesano di Udine. E poi c'è il 1400 è devastante, 1403, 1451, 1455, 1470, 1471, tutti terremoti potentissimi. Il peggiore di tutti è quello del 22 febbraio del 1451, perché distrugge rade al suolo Spilimbergo in maniera particolare. Eppure quello è il secolo dell'umanesimo friulano. Guarnerio d'Artegna arriva a San Daniele nel 1445, 1466 muore, lascia la sua biblioteca a noi, alla comunità, convinto del fatto che la cultura non può essere patrimonio dei sapienti, ma deve essere qualche cosa, uno strumento, un imprest. Mi piace il concetto di imprest, che vuol dire qualche cosa che dai a prestito, come i libri. Imprest vuol dire che lo strumento non è tuo, ma lo dai a chi serve in quel momento. È il senso stesso della biblioteca. La biblioteca è piena di impresti, libri che vengono prestati, non per salvare il mondo, perché il mondo non si salva, né dai terremoti, né dalle guerre, né dai missili, ma per salvare chi legge, per salvare chi può cambiare se stesso. Almeno quello abbiamo facoltà di farlo. Il mondo non lo cambiamo, però noi possiamo in qualche maniera cambiarci, questo sicuramente. E poi vado via veloce. I terremoti, ne avrei da dire tanti e purtroppo tanti altri, ma terremoti del 1700, anche questi tantissimi. 1726, solo per darvi l'idea, 1776 ha distrutto tutta la Val d'Arzino, la Val Colvera e la Val Meduna, il terremoto del 1776. Poffabro, Sequals, Meduno, Tramonti non esisteranno più, dovranno essere ricostruiti radicalmente. La struttura architettonica di quei borghi è del 1700, quella che poi si è salvata dall'ultimo terremoto. E poi nel 1788 Tolmezzo, 1789 Vito d'Asio, 2 scosse addirittura, e nel 1790 la Carnia, crolla l'opificio di Linussio e i friulani tornano a fare i Kramars. Linussio perlomeno permetteva all'opificio, no, di avere una forma economica interessante, ripartono. E poi piccola considerazione polemica, i terremoti del 1800, ce ne sono stati 3, sotto l'Austria, col Friuli sotto l'Austria e col Friuli sotto l'Italia. Allora, io non voglio essere austriacante, ma i terremoti avvenuti con il Friuli austriaco, 24 ottobre 1812, 6 ottobre 1839, 19 febbraio 1853, sono stati immediatamente oggetto di rilevazione, attenzione, rilievo, presenza di tecnici, tentativo di risolvere la situazione. C'è un caso proprio il 19 febbraio del 53, è una giornata splendida, freddissima e splendida, con un cielo cristallino. La Mariana prende una botta con il terremoto, la neve che c'è sulla Mariana, boom, sale su in alto e nevica a Tolmezzo. Le cronache lo riferiscono come un fatto prodigioso, un fatto incredibile, difficile anche da credere. Questi i terremoti sotto l'Austria. 1866, arriva Quintino Sella, a San Daniele dalla piazza dice: beati voi friulesi che siete diventati italiani. Abbiamo scoperto di essere friulesi. Era un altro stile, diciamo. Disastro, 14 maggio 1872, Cividale, buttata a terra, 1873, 10° grado della scala Mercalli, 29 giugno 1873, un terremoto distruttivo. Questo è quello che dice la Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia. Mi viene quasi da ridere, ma mi vergogno. Lo leggerei secondo i criteri di quello che poi sarebbe diventato l'Istituto Luce. Scossa
Scossa di remarchevole intensità, essa però non produsse alcun danno sensibile. 10° grado della scala Richter. All'infuori di qualche screpolatura avvenuta in alcune muraglie non ci furono danni gravi. E poi c'è la noticina, per quanto ne sappiamo. Allora, io credo che il per quanto ne sappiamo spesso sia diventato una croce nell'immagine che l'Italia ha delle nostre terre. Noi siamo friulani per quanto ne sappiamo. Quello che succede qui è sempre per quanto ne sappiamo. E poi mi avvio alla conclusione, arriviamo al Novecento, ce ne sono stati tanti di terremoti nel 1900, 1908, 7 luglio, 5° grado della scala Richter, danni ingentissimi, soprattutto nella zona della Valaupa, tanto gravi da richiedere il rientro immediato dei migranti. Occhiali le mestre, il rientro immediato di uomini e di donne che erano in giro per il mondo a lavorare per risparmiare, mandare un po' di soldi magari per costruirsi la casa, per vedere della gente che era rimasta qua, tornano, abbandonano tutto perché c'è bisogno di mani per tirare su case, stalle, ovili. E sarà un momento di fame assoluta nella valle, fame assoluta, perché hanno perso il lavoro, non sono più operai oppure impiegati nelle Germanie o ovunque si trovassero, però Papa Pio X, fatto santo se non sbaglio, San Pio X, dà l'autocontributo per ricostruire la chiesa di Dordolla e siamo tutti molto contenti di questo. Cioè, è una cosa abbastanza squallida. 12 maggio e 12 dicembre del 1924, a un pezzo, e poi l'altro annus horribilis, il 1928, Cavazzo, Verzegnis, Tolmezzo, tutta la Val d'Arzino. Tra l'altro in un anno freddissimo in cui i lupi si videro scendere dal Quarnan e dal Chiampon ed entrare a Gemona, tanto era freddo, con gli sfollati che non potevano essere gestiti in maniera adeguata, tanto era il gelo e tanto era il freddo. E poi il 1931, il 1936, ma c'erano altri problemi all'epoca, no? C'erano altri problemi, cominciavano le campagne militari, le varie guerre in giro per il mondo, quindi sì, altro che film luce. L'ultimo, prima del 76, è quello del 26 aprile del 59, di cui magari qualcuno conserva ancora memoria, anche se non è tanto ricordato. È strano, no? Perché è stato un terremoto molto forte, 9° grado della Mercalli, 5° grado della scala Richter, ed è il primo terremoto che ha avuto una documentazione tecnica dettagliatissima, la trovate in rete, la potete scaricare in rete. I 2 ingegneri che l'hanno firmata si raccomandavano, 26 aprile del 1959, stiamo attenti che ritorna. Cerchiamo di fare in modo di mettere a posto l'architettura spontanea delle case friulane, perché il prossimo, quando torna, sarà serio. La relazione, come si dice oggi, giace. Finisco con il 76 soltanto con alcune immagini. La storia è storia e poi c'è la memoria, lo diceva Esther prima. La storia è fatta di dati, la memoria è nostra. E ciascuno di noi ha memoria di quello che è successo il 6 di maggio del 1976. Io questi piccoli quadri che voglio condividere con voi, ma sono velocissimo perché sto davvero finendo. Il primo è questo, è il ricordo che ci portò mio papà in casa. Mio papà all'epoca lavorava all'ospedale di Udine, quando seppe che era arrivato il terremoto, non poté abbandonare chiaramente la sua mansione, ma scese giù più volte durante la notte nei sotterranei dell'ospedale, dove stavano arrivando a sirena piangente e gridante decine e decine di morti. E la sua ossessione era quella di guardare se sotto le lenzuola per caso riconoscesse qualche cosa di familiare. Sono le paure che ciascuno di noi ha. A un certo momento da una barella con il lenzuolo sopra tutto insanguinato scivola fuori il braccio di una ragazza che poteva avere 14 anni, quindi l'età di mia sorella, con un braccialettino. Era l'epoca in cui quella bellissima
poesia di Jacques Prévert faceva davvero tanti proseliti, 3 fiammiferi ho acceso nella notte. Era diventata talmente, oggi si dice virale, quella poesia, che i fidanzati regalavano alle loro ragazze dei braccialettini con 3 fiammiferi d'argento, con le capocchie colorate, qualcuno se lo ricorderà. Anche a mia sorella, il suo moroso gliene aveva regalato uno, e quindi quando dalla barella cadde fuori la mano di questa ragazzina di 14 anni con quel braccialetto, mio padre disse: è mia figlia, e non aveva il coraggio di andare a sollevare il lenzuolo. Io credo che dal racconto che lui ci ha fatto, nel momento in cui l'ha alzato, lui li ha accesi davvero tutti e 3 i fiammiferi, come nella poesia. 3 fiammiferi ho acceso nella notte, il primo per guardare i tuoi occhi, il secondo per guardare le tue labbra, il terzo per guardare il tuo volto, e l'intera oscurità per abbracciarti mentre penso a queste cose. Ecco, nel momento in cui lui si è accorto che non era mia sorella, ha detto: sono felice, e l'istante dopo si è vergognato. Si è inginocchiato per terra, e mio padre era credente, e ha pregato per lei dicendo: tu questa sera sei mia figlia. E si è vergognato nel dire: meno male. Cioè lui da credente ha detto: Dio ti ringrazio, e poi ha detto: ma che cosa sto dicendo? Ci sarà un padre di questa ragazzina. E quindi si è inginocchiato e ha pregato per lei. 1990, mia prima supplenza in una scuola del Regno d'Italia. 1990 vuol dire che quelli che erano lì tra i banchi a 14 anni erano nati nel 1976. Come tutti gli insegnanti gnoc e stupidot, che cosa faccio? Do alla fine dell'anno un tema, i miei ricordi del terremoto. Sempre, no? Ogni anno, anch'io ho fatto il tema, cosa mi ricordo del terremoto. E ricordo il temino scritto da Simone di Osoppo, che era proprio nato nel 1976, che vi sintetizzo così. Simone dice: io sono nato 2 volte. La prima volta è quando mia mamma mi ha messo al mondo. La seconda volta è quando sono venuti a tirarmi fuori dalle macerie e mia mamma mi ha allattato sotto le macerie tenendo la schiena contro il travone che gliel'aveva spaccata, ma ha continuato ad allattarmi fino a che non sono venuti a tirarmi fuori. Lei è morta, io sono qui a scrivere il tema, e quando qualcuno mi chiede quando sono nato, io gli chiedo sempre: quale delle 2 date vuoi sapere? Adesso il figlio di Simone è ancora mio allievo, io rovino generazioni di studenti. E mi viene da ridere perché l'altro giorno mi ha detto: prof, ho preso 4, che cosa dirà mio padre? Io gli ho risposto: di a tuo padre che con me prendeva 2, quindi non è un problema. Sono arrivato a questa dimensione ormai. Memoria in qualche maniera e ricordo. Tra l'altro vedo adesso ex allieve splendide che fanno da corollario. Per cui memoria e storia si intrecciano. Ma la considerazione con la quale vi lascio, velocissimo, è proprio il sale sulla ferita, perché sarà questo l'anno dei tappeti rossi, delle autorità, della retorica insopportabile, melensa, stupida, non vera. Purtroppo, no, è triste. Io credo che qualcosa sia rimasto sotto le macerie del terremoto, che non abbiamo tirato fuori. Ed è quel Friuli che era capace di mettere un po' di farina di polenta in più nella caldaia dell'acqua bollente, perché il povero poteva bussare alla porta. Quel Friuli lì non c'è più, ma non perché è morta la civiltà contadina, anche quello è vero, è morta la civiltà contadina, ma perché noi non siamo più così. Adesso siamo diventati ricchi, stiamo bene, abbiamo costruito molto bene le nostre case, però le siepi sono alte e non ci rendiamo conto di quello che avviene dall'altra parte delle siepi. L'altra sera Aldo Di Bernardo di Venzone ha ricordato che tra i costruttori delle nostre tendopoli c'era gente che veniva dal Bangladesh, non li abbiamo mai ricordati. Oggi chi viene dal Bangladesh e si trova a Monfalcone non ha neanche il diritto di pregare il suo Dio, perché è considerata una cosa inaccettabile. Allora io mi chiedo, il Friul al riguarde e a non dismentè è proprio vero? C'è una salma che va recuperata, è la salma di una dignità che abbiamo perso.
e abbiamo perso proprio perché, come diceva Turoldo, il discorso tra Santa Chiara e San Francesco, Enrico e Pulone è un discorso che non ha futuro. Noi oggi purtroppo siamo Enrico e Pulone. Sì. Sì, aggiungere una piccola cosa. Questo 2 settimane fa, due settimane fa sono stata a Foggia in Puglia con 2 impegni all'università, e a Foggia i negozianti del mercato delle verdure lasciano tutto che è rimasto la sera per i poveri, e questo è una cultura. I 20 minuti a disposizione anche per dare la voce a cui cala Alc Didi. Se intervenite vi chiedo cortesemente di essere sintetici per dare spazio un po' a tutti. Ecco, do il microfono. 3 aspetti molto significativi che sono già stati ricordati prima leggendo il romanzo. Il primo è il paesaggio, la personificazione. Il paesaggio diventa un personaggio, e quindi mi colpiva molto come il paesaggio porta su di sé proprio le rughe della pelle di cui diceva Floramo, quindi le impronte, i frusci, la vegetazione. Quindi è come se il paesaggio diventasse davvero un altro personaggio del romanzo. Poi un altro aspetto secondo me molto importante è che ci sono le crepe delle famiglie dei personaggi, cioè in questo romanzo Straczynski è così abile da far emergere proprio le crepe familiari, il vissuto familiare. E l'ultimo aspetto è quello che ha a che fare con le persone che hanno vissuto un dolore, lo portano nella pelle e hanno dei comportamenti anomali che dagli altri vengono vissuti come dei disturbi, forse mentali, e quindi è interessante come questi personaggi sentono profondamente, forse sentono anche prima, quindi un aspetto secondo me bello e che mi ha colpito molto. A proposito della premonizione, volevo ricordare cosa è successo quel giorno là. Era un giovedì, no? Io sono tornato da Trieste un giorno prima e stavo andando in camera a mettere a posto la valigia. Mio padre era già a dormire alle 9 e sento, una volta nelle case c'erano le stufe a kerosene. Sentivo un strano rumore, ho detto avranno acceso la stufa a basso malamente. Esco, mio padre esce dalla camera e dice abbasso che c'è terremoto. Lui mi sono sognato, mi ha detto 2 giorni prima di un terremoto, e si ricordava la stessa cosa, gli si impressionava la stessa cosa. Una domanda alla scrittrice. Lei ha visto la traduzione in italiano prima che venisse pubblicata? E secondo me, non ho visto chiaramente l'originale tedesco, la sintassi italiana non rispetta la sintassi dell'originale. Questa è la prima domanda. E la seconda a Angelo, sul tempietto longobardo, se le decorazioni che ci si vedono adesso sono state recuperate o si sono salvate dal terremoto che ha citato. Grazie. Velocissimo, una roba a Agnul, però queste volte sono i quintri di te. Versa, tutta l'alluvione che è capitata ha dimostrato in un momento che forse i furlans non sono perduti per sempre.
Buonasera. Volevo ringraziare tutti e tre, ma anche tutte le persone. Questo è un luogo, Angelo, dove qualcosa di friulano può nascere, può resistere. E resiste anche proprio attraverso le voci, la tua voce, la voce di Federico e anche la voce della scrittrice che è quasi più straniera di me, in Friuli, no? Che lei è tedesca, io sono abruzzese. Però queste voci sono importanti perché continuano a tenere unita una comunità, e questa comunità che c'è qui questa sera è una comunità senz'altro forte, ed è una comunità che deve tener conto degli insegnamenti che sono venuti anche dai discorsi di questa sera. Se vogliamo essere quelli di una volta, dobbiamo riacquistare quel senso di umanità forte, quella solidarietà, e non il discorso di... Ecco, e così tra parentesi volevo fare una piccola osservazione mia personale, stupida se volete. La sera del terremoto, io come ho detto sono abruzzese, prima del terremoto del 76, io ho registrato alcune cose di terremoto, e quando dicevo viene il terremoto tutti mi prendevano in giro. La sera stessa del 6 maggio io stavo uscendo di casa, sento la prima scossa, faccio per entrare dentro e dire guardate che viene il terremoto, poi mi dico no, mi prendono in giro, è arrivata la seconda scossa, per dire anche questo, nonostante tu abbia fatto una cronistoria dei terremoti così frequente e così forte. Ultima cosa, chiedo scusa per la lunghezza, avete parlato di un mosaico per questo romanzo. Ora, i mosaici sono anche musicalità. Secondo me questo romanzo ha una grande musicalità, perché cos'è? C'è un basso continuo che è il paesaggio, e ci sono poi le voci dei personaggi che incorporano spesso le voci degli animali, la voce degli uccelli. È una cosa bellissima, è una bellissima musica. Grazie. Sì, non è nessun altro. Allora darei in base anche alle sollecitazioni, alle considerazioni fatte, darei la parola per un intervento conclusivo, per una riflessione finale. Esther. Allora, penso che... allora io ringrazio anche Angelo, era stupendo questo testo tuo che hai letto sui terremoti, ma anche questo appello, si può dire, sì, alla consapevolezza della comunità. Penso che questo, e devo dire che qua in Italia io trovo di più di questa volontà di ritrovare una solidarietà, un senso di comunità, e questo è molto importante in questa nostra epoca. Sì, io sono sempre molto commossa e anche come si dice, sorpresa dell'eco di questo romanzo tra i lettori, è molto commovente. Grazie. Beh, anch'io ringrazio ovviamente tutte e tutti per l'attenzione, poi è sempre bello essere qui nella Stalla dei Colonos, è bello averla condivisa questa sera con Esther Kinski, che stimo tanto, ci sono tanti amici. Una veloce risposta: le statue del Tempio Longobardo sono state recuperate, quindi c'è stata un'operazione anche ultima di grande rigore filologico, e poi giustamente al disdre versa, sì, per fortuna. Peccato che i rappresentanti politici che sono eletti comunque dalla maggioranza della popolazione abbiano, lo dico assumendomi tutte le responsabilità del caso, la statura di nani rispetto ai giganti che c'erano qui nel 1976, a prescindere dalla loro dimensione politica,
e purtroppo ognuno ha i rappresentanti che si merita, e quei rappresentanti lì sono quelli che qualche settimana fa hanno fatto rubare ai poveri di Trieste scarpe e coperte, e io in questo Friuli non mi riconosco sicuramente nel Friuli di Versa, quello sì, dimostrando ancora una volta che c'è una grande differenza tra gente e amministratori. Ma allora perché ci sono quegli amministratori? Beh, penso che la vera questione nel mettere a confronto il 1976 col 2026 per quanto riguarda il Friuli è proprio questa. Se succedesse, ci auguriamo di no oggi, no, saremmo capaci, il Friuli avrebbe le energie, le risorse, i valori, con tutti i limiti, naturalmente, le contraddizioni del caso, per fare, no, per mettere in moto un'impresa così epica come è stata riconosciuta. Dico, a parte tutti i limiti. E questo non per dire che ieri era tutto bianco e oggi è tutto nero, ma era forse un po' meno grigio rispetto a oggi. Certi valori sappiamo che permangono, ci auguriamo un po' di più magari la solidarietà, altri meno, no? L'assenza di una vera classe dirigente, che forse il Friuli non ha mai avuto a livello ottimale, ma sicuramente si farebbe sentire oggi. Anche la capacità dello Stato di interfacciarsi con regione, comuni, insieme col protagonismo della gente. Ecco, anche la partecipazione oggi, credo. Nel 76, il mese dopo, c'erano le elezioni, per questo anche dicevano che va tutto bene, le elezioni politiche dove la percentuale di votanti è stata del 93,5%. Ecco, questo per dire la partecipazione, ecco, come è cambiata. Bene, allora chi sponte con dispiacere di Dio che si arrivasse insomma di questo percorso bellissimo, no, straordinario di infile che vi fa, si dia appuntamento naturalmente per Avostanis, che non posso dire qual sarà il tema, però il titolo sì, si rifà a una famosa definizione che Gustav Mahler, un grande artista, musicista del Novecento, aveva dato proprio in rapporto alla tradizione. Aveva detto che la tradizione non è adorare la cenere, ma coltivare il fuoco. Sarà un po' questo il titolo. Ed avremo progetti vari, con un'anteprima ai primi di luglio. E ringrazio naturalmente Angelo Floramo che ci accompagna sempre nel percorso di Infile, e un grazie speciale a Esther Kinski, a cui voglio dare in omaggio una pubblicazione che è nata da una mostra che abbiamo fatto un po' di anni fa, ecco, che è una mostra, sostanzialmente è un libro sostanzialmente fotografico con le immagini del nostro amico anche, Danilo De Marco, con testi in friulano, inglese e italiano, per cui potrà capire anche i testi. È un libro ambientato ai Colonno, si rifà a quello che è successo un po' 20-30 anni fa qua ai Colonno. Danilo De Marco è qua e avrei piacere anche che potesse conoscerlo. Si ricordi anche che tra l'ultimo numero di Millennium, ultimo numero mi pare, nel mensile del quotidiano, il Fatto Quotidiano, ecco, sono state dedicate 15 pagine proprio al lavoro fotografico di Danilo De Marco in giro per il mondo, ma lei anche Furlana. Bene, grazie. Vi ricordo che il libro, grazie alla collaborazione della Libreria Moderna Udinese, lo trovate fuori, e penso che Kinski sarà anche ben volentieri ci metterà il suo autografo. Sì. Mandi a lui. Grazie.